Benvenuti all'angolo della poesia e della cultura. Oggi siamo in compagnia del produttore e attore Angelo Faraci, a cui do il benvenuto. Benvenuto Angelo. Benvenuto Francesco e salve a tutti ragazzi. Ciao Francesco di nuovo e grazie per questa intervista che avete deciso di dedicarmi sulla mia carriera. Sì, uno special dedicato ad Angelo Faraci, produttore, attore siciliano. Cominciamo subito con la prima domanda. Allora Angelo, com'è nata e quando la tua attenzione verso il mondo del cinema e della recitazione? Allora, diciamo che prima di proiettarmi nel mondo del cinema e dello spettacolo e dell'arte, perché quando parliamo di cinema, quando parliamo di spettacolo, parliamo anche a 360 gradi di arte, ho svolto diversi tipi di lavori, dunque non ci pensavo nemmeno all'idea di poter fare l'attore, il regista, il produttore come lo faccio oggi, ma anche lo sceneggiatore, lo scenografo delle mie opere. Perché ho fatto diversi tipi di lavori, sono diplomato ragioniere, ho fatto la guardia giurata, ho fatto la vigilanza, ho fatto il rappresentante di rubinetteria, vaschidomassaggio, pavimentazione, ho fatto volantinaggio, ho fatto l'animatore, ho fatto dei lavori più umili ai lavori magari più risonanti. Poi quello del cinema è successo appunto per caso, rispondendo alla tua domanda Francesco. Perché? Perché c'è stato un casting a Palermo che mi hanno indirizzato dicendomi: ma tu hai questo volto di siciliano, questa forte presenza scenica, dai questi lineamenti, questi tratti prettamente siciliani, perché no? Perché non partecipa a questo casting di questo film per Sky di mafia, che può essere che secondo me... E io dissi vabbè, ci provo, va, non è che... Da lì mi sono fatto conoscere per quello che sono io, spontaneo e così, diciamo, al naturale. Sono piaciuto e vedi un po', ho partecipato a questo film, mi hanno, diciamo, dato il ruolo di scippatore e dallo scippatore sono diventato attore. Quindi diciamo parti con umiltà dalla cavetta fino a quando poi arriva la prima possibilità e quindi la prima comparsa, diciamo, in questo film che ti ha dato l'opportunità di cominciare a interessarti di cinema. E quindi quali sono diciamo, le tappe principali della tua vita e della tua carriera di attore ma anche di produttore, perché tu hai prodotto anche dei cortometraggi, giusto? Dei film? Ho prodotto anche dei film, e diciamo le tappe che mi hanno segnato e le tappe più importanti in questi di preciso, perché io iniziai nell'aprile del 2013, dunque sono di preciso 5 anni e maggio, giugno, luglio, agosto, sono 5 anni e 4 mesi. Dunque in questi 5 anni e 4 mesi diciamo che è stata veramente una scala sempre in salita, dalle piccole cose si è arrivate alle grandi cose, i momenti che io ricordo di più, che mi emozionano, ancora oggi mi stravolgono quando li penso, è un ricordo bellissimo. E sono stati lavorare, avere firmato dei contratti RAI, che tutt'oggi mi trovo a collaborare con Rai Cinema, con Mediaset e altri film, altri progetti per il cinema. Ricordiamo Squadra Antimafia 6, ricordiamo nel cast di Rex 8 di Giovane Montalbano, nel cast dei Corleonesi di Un poliziotto a Palermo, la fiction Boris Giuliano, che ha visto coinvolti tutti gli attori più risonanti palermitani che erano nel cast ufficiale dei Corleonesi, in 2 film accanto a Giuseppe Fiorello, Falcone e Borsellino, il documentario Falcone e Borsellino, il film dedicato alla scomparsa dei profughi in mare a Portopalo, I fantasmi di Portopalo, e ricordiamo anche con tanta felicità una partecipazione piuttosto bizzarra anche al programma Forum della Mediaset, che ho interpretato, diciamo, dico, più risonanti ci sono stati il ricordo bello che ho di avere partecipato in film di spessore, in cast
davvero grossi, però questo di Canale 5 con la Mediaset a Forum è stata anche una bella partecipazione che diciamo ha fatto divertire un po' tutta l'Italia, perché ero il nipote di un mafioso e da lì dovevo io improvvisare, immedesimarmi, calarmi nel ruolo di questo nipote di questo mafioso, e dunque ne ho fatte vedere di tutto e di più di tutti i colori, alla grande. Quindi diciamo, a parte quel primo provino di cui hai parlato all'inizio, tu ti sei scoperto da solo o qualcuno ti ha notato? Io inizialmente sono stato notato, perché se non fosse stato per quel film, quel progetto in cui partecipai, non avrei avuto magari la possibilità di continuare a fare ciò che svolgo oggi, la professione di attore e poi successivamente, grazie agli studi, di regista. Però diciamo sì che sono stato scoperto, però io dico sempre, ci vuole poi saper continuare, avere poi l'abilità di continuare viene da sé. Io poi ho saputo continuare solo, mi sono saputo muovere bene da solo e ho saputo ottenere dei risultati notevoli. Diciamo che poi in seguito, rispondendo alla tua domanda, mi sono scoperto io stesso sempre più. E quando comincia la tua crescita artistica? La mia crescita artistica, diciamo che se ci dobbiamo dare una data precisa, dall'aprile del 2013, avviene dopo circa 2 anni e mezzo, dunque potremmo dire in procinto tra il 2015 e il 2016, perché ai film dove ho avuto l'onore di partecipare in diversi cast c'è stato poi, come stavo dicendo poc'anzi, la possibilità di studiare, di trasferirmi a Roma, dove a Roma ho approfondito gli studi di produzione, di regia, che mi hanno permesso poi anche di realizzare dei miei film di produzione qui in Sicilia, dove ho prodotto io, il regista sono stato io, l'attore protagonista e tra i protagonisti sono stato anch'io, dei film sempre proiettati sul sociale, sulla criminalità, sul fenomeno mafioso che va a colpire la nostra terra, che molti vogliono a volte sdeviare, ma purtroppo c'è. Però oltre a quello noi cerchiamo di fare vedere anche il bello della nostra terra, che abbiamo tante belle cose. Che cosa è la recitazione per Angelo Faraci? Ma la recitazione la potremmo definire, ti do un giudizio soggettivo che secondo me è il giudizio quello più giusto, e non voglio essere presuntuoso e arrogante, ma secondo me la recitazione è libertà, è evadere dalla dimensione reale di ogni giorno, è qualcosa appunto che interiormente ti rende libero e anche ti fa sognare, perché ti fa immedesimare in dei personaggi, ti fa calare in dei soggetti completamente nuovi, frutto dell'inventiva. Oggi tanti ragazzi si accingono a diventare attori e la recitazione, diciamo, è il sogno di tante persone, ma quali sono i requisiti per raggiungere questa meta? Allora, i requisiti sicuramente sono quelli di perseverare, di essere tenaci, di essere anche un po', potremmo dire, testardi e di essere decisi, perché io ritengo che qualsiasi cosa nella vita, se uno crede, prima o poi, ed è assiduo, prima o poi arriva, anche se non c'è la cosiddetta raccomandazione, anche se non c'è la cosiddetta, come la chiamiamo noi in Sicilia, piragnata, perché secondo me quando uno crede in qualcosa poi arriva, i sacrifici ripagano sempre. Durante il tuo percorso, quali sono state le esperienze più entusiasmanti? Le esperienze più entusiasmanti come dicevo anche, sono state, come dicevo anche poc'anzi, la possibilità e l'onore di avere collaborato con grandi nomi risonanti del cinema italiano, ma anche del cinema internazionale, perché penso non è tutti i giorni approdare in un set come
007, non è tutti i giorni lavorare con un maestro dal nome di Ricky Tognazzi, dal nome di Manetti, dal nome di Beniamino Catena, dal nome di ne potremmo citare tantissimi, Edoardo Leo, ma anche del nome anche di l'ultimo progetto, proprio l'ultimissimo che mi vedete prossimamente nei circuiti Rai, e al cinema del grande Franco Maresco, che conosciamo tutti, è un regista di calibro internazionale, un regista di spessore che mi ha voluto fortemente in questo progetto La mafia non è più quella di una volta, dove interpreto il ruolo proprio di Angelo Faraci. Sarò me stesso che metterò a nudo tante realtà e parlerò di certe cose anche. Nella tua professione artistica hai ricevuto tanti riconoscimenti. Quali sono stati quelli che ti hanno gratificato di più? Ma senza ombra di dubbio a questa domanda io rispondo subito in primis la targa d'argento, perché per un attore ricevere la targa d'argento, che la targa d'argento avviene in ogni regione, qui in Sicilia da noi avviene di preciso a Sant'Alfio, a Catania, sulle pendici dell'Etna, per me appunto avere ricevuto la targa d'argento è stato un vero e proprio onore. Perché? Perché la targa d'argento a Sant'Alfio, a Catania, da noi, l'hanno ricevuta, è stata assegnata a grandi nomi: Franco Battiato, Pippo Baudo, è stata assegnata a Mario Venuti, che insieme a me è stata assegnata a Vincenzo Nibali, campione del ciclismo, campione messinese. E nella sezione cinema nel luglio del 2016 hanno deciso di assegnerla a questo giovane artista, questo attore, regista emergente. Perché? Perché nonostante i pochi anni ho fatto dei lavori che sono rimasti veramente nel cuore della gente e hanno destato tanta curiosità, e ho, diciamo, conquistato il cuore di tanta gente che mi ammira e mi stima per quello che faccio. Nel tuo lavoro che importanza hanno le emozioni e i sentimenti? Ma le emozioni e i sentimenti noi dobbiamo dire e possiamo dire che sono alla base, sono il fulcro di questo lavoro, soprattutto del cinema, perché un attore quando si va a calare in un personaggio X, la prima cosa subito che sentiamo dentro è quella sensazione, quell'emozione, e dunque le emozioni e le sensazioni sono alla base di tutto. Poi tra l'altro col tempo, piano piano, un artista, un aspirante attore, quando poi va diventando piano piano attore, vedrà che quelle emozioni, quelle sensazioni, con felicità, quel formicolio, quella cosa che ti senti, diciamo, nella pancia, poi piano piano va svanendo, anche perché si acquisisce sempre più padronanza e dimestichezza del settore che si svolge. Chi hai considerato e consideri ancora il tuo maestro, anche solo virtuale? Allora, i maestri che io vedo come punto di riferimento sono parecchi e sono tanti, però secondo me due giovani ma grandi che mi ispiro tantissimo e sono veramente degli attori con la maiuscola sono Raoul Bova e Giuseppe Fiorello. Perché loro? Mi rispondo alla mia domanda. Perché entrambi secondo me sanno calarsi in tutti i personaggi che gli si vengono assegnati, mettendo il cuore, vivendo in primis quel personaggio, quella situazione, come se fosse appunto realtà. Secondo me sono dei modelli proprio di prendere come esempio. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Per il futuro io in primis il progetto e ciò che mi auguro tanto è quello di continuare su questa via, su questa strada, perché ho fatto tanti progetti importanti. Oltre ad essere stato attore, dicevo poc'anzi, sono stato anche regista dei miei progetti sul sociale, sulla criminalità. Per adesso in porto ora si deve girare a breve, dopo l'estate, questa miniserie siciliana Ciò che non ti ho detto, che mi ha visto protagonista, che ha riscosso
un notevole successo in collaborazione con Rai Cinema, Sky e varie emittenti nazionali private, e il mio obiettivo è quello sicuramente di continuare su questo filone, su questa strada, e dimostrare e fare sempre più, nella speranza appunto chi vedrà questa intervista e chi vedrà tanti altri lavori di Angelo Faraci mi darà modo e adito di continuarmi a mettermi sempre in mostra. Un po' di autocritica non guasta mai. Come sei e come vorresti essere e come vorresti che gli altri ti vedessero? E allora, come sono? Angelo com'è? Angelo è un ragazzo esuberante, solare, esplosivo, di compagnia, però ci sono anche difetti. Uno tra questi è quello a volte di essere in delle circostanze, e alcune no, ma altre sì, troppo istintivo. Dunque dove acquisire più col tempo, e secondo me questo avverrà poi avanti con una maturità quando si sarà ancora più grandi, quello di essere meno appunto istintivo, cioè di avere più self control, che è quello che a volte viene a mancare ora, che sono troppo magari istintivo, troppo così. L'ultima domanda, partendo dal presupposto che il cinema non ha età, cosa vuoi dire a chi vuole intraprendere la carriera di attore? Qual è il tuo consiglio per le nuove generazioni? E già abbiamo detto una cosa importantissima, come dicevi giustamente tu, Francesco: il cinema non ha età. Questo è da sottolineare, perché il cinema fondamentalmente non ha età. Perché in qualsiasi appunto età, in qualsiasi momento della vita, fino a diventare anche anziani, si può rispecchiare nei film un ruolo X che è sempre importante, dunque non c'è età. E rispondendo alla domanda che tu mi domandavi, qual è il messaggio che lancia ai giovani? Dunque, il messaggio, quello che mando ai giovani, rispondendo a questa domanda, è quello di credere sempre nei sogni, essere decisi. Bene, siamo arrivati al termine della trasmissione L'Angolo della Poesia e della Cultura. Abbiamo ospitato Angelo Faraci, che ci ha dato l'onore di essere intervistato. Io, Angelo, ti ringrazio veramente di cuore e naturalmente ti faccio un in bocca al lupo per la tua carriera di attore, ma anche di produttore. Grazie tante, Francesco, io ringrazio tantissimo il vostro angolo, il tempo che mi hai dedicato e la tua abilità nel condurre al meglio questa intervista, che spero che ci porterà fortuna entrambi. Naturalmente ci verrai a trovare in un'altra nuova puntata. Senza ombra di dubbio, sì, certo, sì. E allora arrivederci e alla prossima puntata.